Allora ovviamente l'audio sarà pessimo, ma noi siamo qua, ecco Barbara, e qua c'è il maestro Balletti. Sì. L'audio sarà pessimo, con i quadri, dice Marina, lascia la moglie Marina, ecco la moglie Marina che fa le foto, ma in realtà l'oggetto di questo video era un altro, era le istruzioni, per fare... Purtroppo viene sempre marginalizzato. Però allora, sì, vabbè, la moglie del maestro paga questo spazio. Allora, istruzioni per fare un'accademia a Cagliari come a Torino, che l'hanno acquistata, a Verona, come si fa? Primo abbiamo individuato un referente locale per la logistica. I quadri sono per l'audio del video, ovviamente, per riparare dal Adesso vento. No, servono proprio per la... Sì, no, ha la ragione. Riflettono la luce. Ok. Allora, come si fa a fare un'accademia a Cagliari? Abbiamo individuato un responsabile locale, Mimo. Oh! Ultime volte sbagliavo il nome, ma Okay. dopo era diventato un manierismo. Mimmo. E con questo le basi sono certe. Ora avremo una mail su Gmail, abbiamo una mail su Gmail vera questa volta. Accademia di Belle Arti di Cagliari, sì. gmail.out. Quindi se vi torna indietro vedete voi. Adesso cambio il quadro. E insegnerà il maestro Balletti. Allora, per l'Accademia d'estate, sarà il nome molto semplice, abbiamo scelto l'Accademia d'estate. Balneare. Avremo dei grossi nomi. Il maestro Balletti. Marina. No, La moglie. Ok. Per antropologia abbiamo Guarneri, che verrà sicuramente. Antropologia, l'antropologa. Sì, antropologa socialistica. Che è orientale, ma è orientale. Ma è orientale. È orientale. Ok. Va bene. No, aspetta che Quindi abbiamo... Vabbè, possiamo staccare. No, tanto il messaggio è passato. Non è che tagli. I docenti ci sono, i maestri ci sono. Dunque apriremo, chiaramente ci sarà un battage web, sito e tutto, abbiamo già le basi e per la grafica abbiamo già individuato Ardao. Ah sì, che per caso è qua, per caso. Ardao, ecco. La grafica, la presentiamo. con l'antropologa orientale. Sì, verrà un lavoro fatto bene e saremo copiati subito perché stiamo coprendo con dei diritti anche il nome, cioè Accademia, lo so, ce lo copieranno subito. Anch'io penso, Accademia. specialmente dalla Cina. Sì. Belle no, perché il fashion ha già lavorato su questo Belle e Arte, noi abbiamo Belle Arte, sarà Accademia Belle Arte. Al singolare, e poi i i cinesi capiscono meglio. Belle Arte, sì. Belle. No, ma dei diritti non potremmo usare. Certo, Belle Arti. C'è già qualcuno che ha usato questo termine. Poi c'è un'associazione anche a Cagliari che si chiama Belle Arti, vero. Che insegnano, non so, ho visto anche a Milano, c'è una Breve. quindi no, Belle Arte. Non anche la Pinacoteca. Sì, hanno delle tele. Tele. L'antropologa ce l'hanno anche a Milano, ce l'hanno anche. L'antropologia c'è Anche il corso di grafica, c'è anche a Milano. Antropologia, sì. Va bene, comunque noi stiamo aspettando, siamo pronti. Vuoi dire qualcos'altro? No, va bene così, va bene. Farai sociologia dell'arte. Io farò sociologia dell'arte, nel senso che socializzerò. Mi sembra che così non resti che per me le pulizie? Cioè avete coperto praticamente tutti i corsi. Polizie. Io posso. Incisione. Il rettore. No, io posso anche. Il divino rettore. Il divino rettore. Però se c'è un parcheggio io preferisco il parcheggio. Si guadagna di più. Al giorno è nero. Lo so già la storia dell'Accademia. Sì, poi invece c'è la politica, invece il parcheggiatore la macchina abusivo. fotografica. Sì, io, allora lui dice. No, vero. Meglio il parcheggiatore abusivo fuori. Sì, fuori, indipendente. Il nero.
ripartire. È ora. Torneranno con l'accademia, torneranno per l'accademia. Torneranno con il Prossima volta vengo in Erasmus all'Accademia di Cagliari. Sì, Va bene. sì, con l'Erasmus si può. Ok. Non è una regione autonoma. Dicono.